Andiamo con ordine. È vero, ci sono un mare di emergenze, però l'emergenza economia, l'emergenza la mancanza di lavoro e quant'altro non esclude che in Parlamento, visto che ci stanno tante commissioni parlamentari, chi si occupa di economia, chi si occupa di lavoro, chi si occupa di infrastrutture e chi si occupa anche di diritti civili, perché non occuparsi anche di questo? Perché devono stare delle commissioni senza fare niente? Quindi l'idea che era stata inizialmente proposta di dire siccome abbiamo tante altre emergenze non parliamo di questo, è una, diciamo così, un'idea piccola piccola che lascia il tempo che trova. Stabilito questo, le questioni di cui stiamo discutendo sono due. L'una, il diritto di esistere perché sei nato come madre natura t'ha fatto. Ecco, io sono dell'idea, sono cattolico, ho fatto pure seminarista se per questo, però madre natura t'ha fatto in questo modo e campa come t'ha fatto. A me l'interessante è che non rubi, non ammazzi e non violenti. Dopodiché, che ti piace un uomo, che ti piace una donna, ti piace giovane, ti piace vecchia, ti piace nera, ti piace bianca, basta che ci stai bene tu e non dai fastidio all'altro. E qui stiamo nel Quindi campo io sono del... questa è l'idea più generale dei diritti civili, esatto, che mi auguri che quanto prima anche nel nostro paese sia riconosciuto da tutti, per così come madre natura l'ha fatta. Detto questo nel caso visto di che però nel caso di specie non si discute di questo, si discute di un fatto tecnico, ecco, con cui Gasparri diceva una cosa che ha un suo fondamento e che però, come dice Scalfarotto, lo dobbiamo specificare e mi pare che è un punto d'accordo. Ieri sera l'abbiamo trovato verso mezzanotte, destra e sinistra, su cui anch'io sono d'accordo, e quindi se si potesse al più presto arrivare a una conclusione meglio è. Qual è tradotto? Dobbiamo fare un aggravante speciale o ricorrere a aggravanti generiche in relazione a fatti reato che già esistono, perché esiste la minaccia, esiste la diffamazione, esiste l'ingiuria, esiste le percosse, esiste le lesioni, esiste il maltrattamento, esistono già tutti questi reati, ma per il fatto che si fa una persona in relazione al suo modo di essere, omosessuale, transessuale o quant'altro, deve essere un aggravante e deve essere un reato specifico. Già loro cosa hanno trovato? Un punto di caduta che a me sembra molto importante. In un momento in cui l'aggravante in sé non sembra rincorrere diciamo così, il comportamento osceno, in un momento in cui nelle altre parti d'Europa hanno trovato già una specificità di reato, diamogli un titolo, un reato specifico, che sia una specificazione, non una minaccia qualsiasi, ma una minaccia a una particolare persona, per quel che valga come reato e non solo come aggravante. Se così è e se questo punto di incontro e di caduta l'hanno fatto, io personalmente sono d'accordo, prima si fa meglio è.